Ciao amici telespettatori, sono qui insieme a Graziano e insieme a Patrizia, come vedete, e sto facendo la mia intervista. Ciao Graziano. Sì, salve, buonasera a tutti. Ciao Patrizio. Ciao, buonasera a tutti. Allora, incominciamo l'intervista col dirti quanto tempo è che canti praticamente? Io da piccolino, perché tramite ho avuto mio padre, no? Ho mio padre che già è cantante, perciò tramite lui mi ha portato alla conclusione di cantare la musica napoletana. Alla musica napoletana, e perciò da lì ho incominciato a cantare, piano piano ho incominciato a casa e poi ora è 2 anni che sono in carriera. Sì. Che ho fatto un CD con la GS Record di Catania, abbiamo fatto un paio di televisioni insieme all'amico Patrizio, spettacoli, e dico che sta andando alla grande. Mentre per te Patrizio? Sì, io sin da piccolo che canto da 12 anni che faccio questo mestiere, ringrazio anche mio nonno perché è stato lui l'artefice di tutto questo, perché sin da piccolo vedeva che avevo un dono di natura molto particolare e così lui ha detto, dice, tu sei un buon cantante, e così ho studiato molto per arrivare in questo livello. Il tuo primo spettacolo dove l'hai fatto? Sì, il mio primo spettacolo l'ho fatto a Reggio Calabria, in Calabria, che vado molto bene. E è stata una soddisfazione enorme perché è stata la prima volta che salivo su un palco e tremavo da solo, hai capito? Sì, l'emozione. Sì, l'emozione è molto, sì, per la prima volta è così. Mentre per te Graziano? Sì, il mio guarda caso è stato proprio a Marsala. A Marsala? È stato proprio a Marsala il mio primo spettacolo e sono molto fiero perché la gente marsalese mi è proprio entrata nel cuore, la voglio bene veramente, proprio sono della Esattamente di quanto tempo stiamo parlando fa? di 2 anni fa. 2 anni fa. 2 anni fa. Il tuo primo spettacolo a Marsala è stato 2 anni fa? Sì, è stato esattamente a Frugatore. Va bene. Diciamo un'altra cosa, quanti anni c'hai? Io 18, Mentre tu? Io 21. E di dove sei? di Catania. E tu? Catania. Quindi siete catanesi. Forza Catania.
Vabbè, come mai questa passione per la musica napoletana? E ripeto, mi è entrata nel sangue perché la musica Da napoletana piccolo? sono cresciuto sì fin da piccolo con la musica napoletana, perciò ho provato a cantare, visto che mio padre mi aiutava e ha visto che avevo un dono, perciò abbiamo provato e eccomi qua. Per te invece? Sì, per me è come... Quasi non quasi la stessa cosa. Sì, è quasi la stessa cosa. Avete mai provato a cantare canzoni italiane senza napoletano? No, qualcosa di D'Alessio, Tanto Finizio. per esperimento. D'Alessio, Finizio sì, però altro no. Altro niente. Mentre tu? Io onestamente mai ci ho provato. Devo dire la verità. Esatto. Va bene, i tuoi CD, parliamo dei tuoi CD. I miei CD sì, Quanti CD hai fatto? ancora uno, adesso stiamo lavorando per il secondo CD discografico, sempre con la GS Record di Catania, e volevo ricordare che per chi vuole acquistare il mio CD lo può trovare da Paolo il Palermitano, in piazza, A Marsala. a Marsala, in piazza Stadio. In Piazza Stadio. Mentre per te? Invece il mio è quasi il quarto lavoro discografico con la GS di Catania. Addirittura il quarto CD. È il quarto, sì, è in preparazione, è uscito il primo che si intitolava Da sogno in realtà, il secondo Come un tatuaggio e Paolo il Palermitano sarà quando ne ha venduti. E il terzo che è uscito da poco, circa 4 mesi, che si intitola Levati stu jeans, chi lo vorrebbe acquistare, che non ce l'ha, va da Paolo il Palermitano. Sempre in Piazza Stadio a Marsala. Sì, sì, sì. Poi il quarto uscirà più presto. Vabbè, progetti per il futuro? Speriamo insieme all'amico Patrizio di fare cose alla grande, anche qui a Marsala, perché è una bella piazza. Invece io anche sperando che io con il mio amico Graziano, perché nell'album nuovo che uscirà ora ci sarà un duetto con Graziano e speriamo che va alla grande, perché io e Graziano siamo proprio come fratelli, siamo diventati, perché prima avevamo un po' di, lo sai, la gente parla molto male, ci giudicano, invece non è vero, ora siamo come fratelli. Uniti. Un bel applauso. Va bene. Ciao, buonanotte.
ricordare che prossimamente ci troveremo il 7 aprile qui a Marsala in piazza insieme in concerto Graziano Patrizio. Vi aspettiamo. Ok, allora amici, non dimenticatevi il 7 aprile abbiamo 7 detto aprile. a Marsala in concerto. Comando tutti calorosi, ok? Certo, per vedere Graziano e Patrizio. Ok? A questo punto Alberto vi saluta anche. Un bacione, ciao. 7 aprile, sì. Dove c'è il bar più bello di Marsala, da mio zio Gasperino. Mua. Ok, ripeto, Alberto vi saluta anche. Graziano. E poi? Patrizio, ciao. Ciao amici, a dopo. Oh yeah.